Ma oggi abbiamo avuto occasione di affrontare diverse tematiche, fra queste abbiamo trattato con particolare attenzione due che per noi diventano strategiche e urgenti per il futuro dell'agricoltura sarda. Una è certamente quella dello spopolamento demografico, a cui è collegato lo spopolamento economico, l'altra è quella della politica agricola regionale e della politica agricola comunitaria, da cui dipende quella evidentemente regionale. Il tema dello spopolamento diventa per noi un tema non più rinviabile in termini di misure e di strumenti che devono essere apprestati da parte della politica regionale, perché la Sardegna perde oggi tutti gli anni 11.000 persone che significano un comune di medie e grandi dimensioni per la realtà sarda. A questo tema noi riteniamo debba essere data oggi attenzione con misure urgenti che non possono essere più i pannicelli caldi affrontati e utilizzati fino ad oggi. Allo spopolamento demografico è collegato quello economico. I dati di cui oggi noi disponiamo dicono che in Sardegna, per quanto riguarda l'agricoltura, annualmente vengono meno 1.000 imprese su un patrimonio regionale che si fonda su 33.000 imprese agricole. Questo significa un trend estremamente preoccupante per noi, significa impoverimento delle comunità. La gran parte delle comunità sarde fondano la loro economia sull'attività agricola, ed è per questo che noi pensiamo che soprattutto all'agricoltura deve essere data particolare attenzione, deve tornare al centro della politica regionale, perché dalla sopravvivenza del comparto agricolo e dalla vitalità del comparto agricolo dipende la vitalità delle comunità sarde. Sulla questione della politica agricola comunitaria, noi chiediamo che la Regione si faccia trovare pronta all'appuntamento della nuova programmazione 28-34, perché è una programmazione completamente nuova rispetto al passato, una programmazione che tratta l'agricoltura alla stessa stregua di tutte le altre politiche, tant'è vero che rispetto al passato la PAC non avrà più un suo fondo dedicato, ma è all'interno di un fondo unico dove sono attuate tutte le altre politiche, quella del fondo sociale, quella per lo sviluppo regionale, quello per la coesione, quello per la pesca, e quindi le politiche sostanzialmente non sono più indipendenti l'une dalle altre, ma competono fra di loro, così come competono fra di loro le strutture dedicate. Ed è in questo senso che noi chiediamo e abbiamo chiesto all'assessore che la Regione si faccia trovare pronta, partendo soprattutto dall'analisi di quello che è stato l'impatto dei 2 ultimi cicli di programmazione sulla realtà economica sarda.